E ora si contano i danni. Anche nel Veneto orientale l'alluvione ha colpito famiglie, abitazioni e aziende agricole. Per ripristinare gli argini e realizzare le opere idrauliche che mettano in sicurezza il territorio servono soldi, molti soldi. E così da San Stino arriva una provocazione che riguarda i 3 milioni di euro bloccati nel cassetto dal patto di stabilità per dare risposte ai cittadini. Noi abbiamo dei soldi che sono legati al patto di stabilità, come hanno tantissimi comuni in Italia, che si faccia una legge, un decreto, che una parte di quei soldi là venga destinata per mettere in sicurezza la vita, in questo caso dei cittadini, quindi si facciano i lavori. E più di così noi non possiamo fare. Quanto alle responsabilità c'è chi punta il dito anche sul vicino Friuli Venezia Giulia, da dove sono arrivati fiumi già carichi d'acqua. C'è una situazione che va sistemata, in cui ci sono gli enti preposti, il consorzio di bonifica, la regione, i consorzi che sono a monte di noi, che in questo caso è Friuli Venezia Giulia, parlo del Pordenonese, c'è chi scarica le acque, Valcellina e quant'altro, c'è il comune, ci siamo tutti, dobbiamo trovarci e stabilire quali sono le soluzioni, perché i cittadini sono stanchi. Nel Veneto orientale danni ingenti anche nelle aziende agricole. I comuni colpiti hanno aperto unità di crisi per fare la conta dei danni e raccogliere la documentazione relativa, ma prima dell'agricoltura vengono le persone. A mio avviso, ma non senza polemica, perché abbiamo fatto tutto con il dovuto rispetto. Prima viene la sicurezza dei cittadini, perché questa è la cosa fondamentale. Poi ci sono le abitazioni, poi ci sono anche i problemi legati all'agricoltura. Quanto a San Stino di Livenza, per esempio, uno dei comuni più colpiti della provincia di Venezia, sono state 60 le persone evacuate, con una trentina di case invase dall'acqua. Dalla porta non entrava tanto perché ho messo i sacchi, abbastanza sacchi, però entrava dappertutto, dalle fughe di piastrelle, dal muro, passava dappertutto. Dove avete dormito? Abbiamo dormito da 4 notti che dormiamo in giro, sì, prima notte abbiamo dormito da Socera e altre 3 notti abbiamo dormito qua all'albergo Hotel Gigi, che fortunatamente il sindaco ci ha offerto. Ora l'attenzione si sposta sui prossimi giorni, sulle condizioni degli argini indeboliti dalle piogge. Il fatto che ci preoccupa adesso, e per questo non stiamo mollando la guardia, diciamo in generale con il Genio, con il Consorzio e anche diciamo come comune, è proprio il fatto che adesso gli argini sono un po' inzuppati d'acqua e se dovesse ricapitare un'ondata di piena avremo qualche preoccupazione.